Ben trovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con questa puntata speciale di Penalty che non parlerà assolutamente di calcio dilettantistico ma di calcio professionistico. Lo potete già vedere ben scritto il nostro slogan di questa puntata: Calcio Catania, futuro prossimo. Cercheremo di affrontare quelli che saranno i nuovi scenari sul Calcio Catania. Per iniziare questa prima parte della nostra trasmissione, due ospiti. Abbiamo Vincenzo Lacorte, calciocatania.com. Ciao Vincenzo, ciao, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Mi è sembrato giusto e doveroso anche invitare all'interno della nostra trasmissione il rappresentante ufficiale dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio per quanto riguarda il Comitato di Catania. Parliamo di Lucio Tosto, che vado subito a salutare. Ciao Lucio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Guarda, voglio proprio iniziare da te e farti subito una domanda a bruciapelo. Che futuro prossimo ci sarà con il Calcio Catania? Ma io, come uomo di campo, devo dire che non è che mi trovi tantissimo a mio agio in questo momento, perché si parla di sentenze, di tribunali, quindi il mio pensiero anzitutto devo dire che va a quello che io rappresento, no? A livello provinciale, sarebbe all'aspetto tecnico e quindi in particolare agli allenatori, allo staff tecnico, sì, che in questo momento, in questi mesi, penso abbia lavorato in un modo disastroso, quindi abbia lavorato in condizioni sia mentali sia pratiche non ottimali. Quindi vorrei fare un plauso a Baldini, che secondo me è un grande allenatore. Peccato che sia capitato in un momento sbagliato. L'annata sbagliata. L'annata sbagliata, ma è un grande allenatore, un grande condottiero, e l'ha dimostrato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale, come ha tirato avanti la baracca in momenti davvero critici, dove gestire un gruppo non è mai facile quando non si è pagati, perché poi alla fine anche quello è importante, quando non si sa se l'indomani si va a giocare, quindi è stato bravissimo a motivarli e abbiamo visto anche qualcosa di buono, a tenere anche tutto l'ambiente compatto. E da quel punto di vista devo dire ha fatto tanto sia lo staff ma anche Maurizio Pellegrino, che quasi si è messo in pantaloncini, come dire, si è messo in panchina ad incitare la squadra ad essere presente, e quella è una presenza che fa sempre piacere ai calciatori, e quindi è stato importante che il suo apporto. Poi dal punto di vista societario penso che siamo tutti in attesa di un qualcosa che non sappiamo se succede o no. Intanto questo rinvio ha dato un filo di speranza. Un filo di speranza che potrebbe avere anche un doppio senso, un'arma a doppio taglio, perché bisogna riuscire a questo punto a trovare una nuova cordata che acquisti in maniera quasi definitiva questo nuovo Calcio Catania. Ora non ci sono più alibi, abbiamo anche un paio di mesi di tempo, hanno un paio di mesi di tempo per trovare l'acquirente, quindi ora i tempi ci sono e bisogna stringere, bisogna trovare qualcuno che possa dare continuità a questo Catania, che è nel cuore di tutti, che possa continuare. Vincenzo, sì, è nel cuore di tutti questo Calcio Catania. Abbiamo quasi pregato affinché il Tribunale potesse concedere questa ulteriore proroga. Questa proroga per fortuna è arrivata, certo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e mi sorge spontanea una domanda: se in questi 2 anni quasi la Sigi non è riuscita a vendere questo marchio, secondo te ci riuscirà entro il 28? Dunque, innanzitutto la prima parte della domanda, certo da persona che ha caldeggiato, che ha seguito, che ci fosse ancora una speranza, certo col cuore ferito, no? Come tutti quanti, da giorno 22 con il cuore definitivamente ferito. Chiaramente c'è però fiducia, c'è speranza, no? La Sigi non ha trovato un interlocutore, a volte mi viene il dubbio se non l'avesse voluto trovare, no? Perché è il dubbio un po' di tutti, perché evidentemente troppi fattori hanno suonato ad ispirare questa sensazione, no? Nel più recente passato manifestatisi pienamente con varie prese di posizioni del socio piuttosto che dell'altro, o di micro raggruppamenti all'interno della società, no? Abbiamo visto tutto, lettere, denominazioni, comunicati firmati da un socio piuttosto che da un addetto stampa, no? Anche questa strana cosa, no? Una ricapitalizzazione che non c'è mai stata. Bravo, ecco, si è arrivato al punto cruciale. Il punto cruciale è che evidentemente i soci Sigi hanno certamente sulle spalle una grossa responsabilità,
perché quando i sindaci portano al tribunale i libri contabili del Catania è evidente che lì c'è qualcosa che definitivamente si è rotto, no? E che non si è voluto mai aggiustare. Questi benedetti 2 milioni e cocci di denari che mancavano per la ricapitalizzazione ufficiale della società evidentemente hanno pesato nelle scelte definitive del Tribunale, che giustamente ha applicato le regole su una società che ha presentato un bilancio al 30 giugno addirittura con perdita ultra azzerante, che sono davvero parole pesanti come macigni. Questa cosa certamente non è molto bella, soprattutto per una realtà come la città di Catania, che sappiamo benissimo ha vissuto fasti negli ultimi 15-20 anni notevoli, importantissimi. Abbiamo già messo alle nostre spalle tutta la vicenda Pulvirenti, abbiamo cercato un po', anche i tifosi lo hanno fatto, di essere sempre vicino al progetto Sigi, ma Lucio Tosto, questo progetto Sigi io credo che avrebbe dovuto avere anche un piano B, il famoso piano B che poi alla fine non c'è mai stato, e questo forse è una pecca che probabilmente Catania, i tifosi, il marchio ha pagato. Sicuramente, tu lo sai, ne parlavamo prima della trasmissione a telecamere spente, però noi non dobbiamo dimenticare al momento dell'acquisizione della Sigi del Catania le condizioni in cui era il Catania. Certo, su questo ti do pienamente ragione. E poi il dottor Lacorte mi può dare sicuramente, mi può dire molto, al momento dell'acquisizione mi pare che la Sigi ha salvato il Catania. Quindi ha tirato fuori dei soldi, ha prolungato, ha tirato fuori dei soldi. Ed è una cosa che mi pare che ultimamente forse molti dimenticano. Su questo devo darti ragione. Ha prolungato la vita fino ad oggi del Catania, no, non è che l'ha tolta a qualche magnate e l'ha preso, non c'era nessuno, il Catania era diretto, mi pare, e invece abbiamo fatto 2 o 3 campionati di C e ancora c'è speranza, quindi quello non lo dobbiamo mai dimenticare. È vero, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Chiaramente questo giusto. Non vuol dire che non si siano fatti errori grandissimi a cui accennava il dottore Lacorte prima, ricapitalizzazione e tante, anche nella gestione quotidiana c'è stato molto da rivedere, però ripeto, la Sigi ha salvato il Catania, ad oggi abbiamo delle speranze che possa continuare a vivere questo Catania e gli errori ci sono stati, ma errori secondo me che partono da molto più lontano della Sigi, lo sappiamo benissimo, e poi sono continuati. Quindi in questo momento c'è da sperare soltanto che si possa trovare un interlocutore serio che abbia un piano, non solo i soldi, ma abbia un piano, perché tante volte i soldi finiscono, poi se non c'è una strategia sotto si arriva sempre al punto dove è il Catania. Quindi si spera che in questi 2 mesi si possa trovare delle persone sia volenterose, sia anche che abbiano un piano, come abbiamo detto prima, una strategia, e per poter dar vita diciamo a che non Catania. si può più sbagliare adesso No. Bisogna avere le idee ben chiare. Sì, ma ora ci vogliono più cose, ci vogliono soldi, ci vogliono idee, ci vuole programmazione, ci vogliono uomini, ci vuole competenza, quindi è difficile, ma siamo qua alla speranza, non tutta, anche questo prolungamento, no, che c'è stato, secondo me non è stato per caso, secondo me io ho delle sensazioni positive che possa succedere qualcosa, non ho argomenti, è una sensazione mia e molte volte nel calcio le sensazioni sono certe volte vincenti. Vincenzo, ma il tifoso, secondo te era troppo veramente legata a questa benedetta matricola? Cioè questa matricola è diventata veramente poi alla fine un'arma a doppio taglio per salvare il calcio Catania? Beh, direttamente direi di no, perché poi alla fine da molto tempo, no, si discute anche di questo discorso che la matricola è una sorta di targa, no? È come una targa che viene appesa a una società. C'è stato un obbligo negli anni 70 che tutte le società affiliate al CONI avessero questo numero di matricola, c'è stato un obbligo a cui hanno risposto tutte le società, SPA o ASD che fossero o SRL, e probabilmente in ordine alfabetico sono state tutte assegnatarie di una... Il tifo ha fatto della matricola una bandiera a volte, no? Non nego che anche la stampa fino a 1 anno fa, 2 anni fa, ha preso questo cavallo di battaglia, non ricorderai la campagna Save 11.700, no? Prima che entrasse Sigi, no? Dove i tifosi hanno messo anche dei soldi,
Tu parli di quando ci fu il discorso dei playoff dopo il primo Covid, no? Della ripresa del campionato, sì, ci fu quella sorta di colletta organizzata dalle curve, no? Dal tifo organizzato, sì, assolutamente, a cui si rispose in molti davvero. Però ragionevolmente noi di Calcio Catania dobbiamo parlare, no? Calcio Catania per noi e il rosso-azzurro sono le cose che ci aiutano a vivere la nostra passione. Diciamo, no? Che si riparte da là? Si riparte da là? Assolutamente sì, anzi fra l'altro, come ben saprai, come ha avuto modo di evidenziare Filippo Solarino, che saluto, uno degli storici del Catania, no? di tutti i momenti, di tutte le formazioni, di tutti gli anni del Catania, anche degli antisignani del Catania, ricorda giustamente che la prima edizione del 46 del Catania fu Club Calcio Catania, il famoso CCC, la tripla C, sì, che poi diciamo si perse, fu modificata in anni successivi. Però parliamoci chiaro, Vincenzo, poi alla fine la sigla lascia il tempo che trova, certo. Però come ha detto giustamente anche mister Tosto, alla fine le cose più importanti sono programmazione, certo. Cash, certo. Parliamoci chiaro, cash, proprio cash e non a parole, e uomini, che sono secondo me la base portante di un progetto calcistico industriale. Allora c'è una situazione di management che è mancata sempre da questa nuova avventura che è nata. Ricordiamo che quando nacque questo comitato promotore formato tra gli altri da Fabio Pagliari e Maurizio Pellegrino, sì, ricordiamo che sin dall'inizio Fabio Pagliari, illustrando il programma, cominciando a anticipare qualcosa, parlò di un azionariato diffuso, no? E poi nel tempo anche un azionariato popolare, che sappiamo bene comunque sono sempre quote minime di un capitale sociale. Non è che dobbiamo inebriarci di questa parola azionariato popolare, sempre i piedi per terra. Per l'azionariato diffuso il discorso era molto diverso, perché l'azionariato diffuso ti porta tanti soci che delegano un management serio, importante, professionale a procurare loro utili, cioè non ad accapigliarsi nella gestione di una cosa che non gli spetta di diritto e che non sanno affrontare. Questo è stato uno dei problemi importanti del Catania. Ma forse Sigi in quel momento aveva come priorità più che altro mantenere la squadra, portare avanti quasi domenica dopo domenica il campionato. O per alcuni aggiungerei, sì, quella è diventata poi una priorità necessaria, perché io penso che agli inizi della prima parte della gestione la necessità probabilmente era quella di riconoscere nel Tacopina il vettore di questa trattativa, no? Dell'importanza di essere entrati loro in questa storia grande che è il Calcio Catania. Sono stati probabilmente l'errore che è stato fatto su questa cosa sin dagli inizi è stato quello di concedere l'esclusiva. Da quel momento il Catania non ha avuto mercato, non è mai potuto entrare un secondo o un terzo competitor nell'acquisto del Catania. Puntavano tutto su Tacopina. Questo probabilmente è stato l'errore più grande, al mio modesto parere. Lucio, ritornando a parlare anche un po' di progetti, attualmente il Catania chiaramente nelle prossime settimane dovrà gestire la parte della stagione. Quanto inciderà a questo punto questo umore che c'è all'interno della società, questa incertezza? Quanti giocatori poi alla fine rimarranno a Catania? Perché qualcuno fa gola. Sì, ma non soltanto a livello di umore, ma proprio a livello pratico, perché la situazione del Catania la sanno tutti, quindi ha dei giocatori importanti il Catania, che fanno gol a tante squadre, e i ragazzi stessi vanno a sposare un progetto più sicuro, questo è normale, sono dei professionisti. Sono dei professionisti. Sicuramente, e penso che anche questo sia una scelta societaria, non lo so poi se per ridurre il debito, magari per gli ingaggi, e sarà una cosa diciamo di comune accordo tra giocatori e società. Perché adesso i giudici tutelari dovranno gestire ogni 10 giorni con un rendiconto tutto quello che in quel momento succede in società. Ci sarà anche, penso, una riunione con i ragazzi, con i giocatori da parte dei oggi la società sono i curatori e i curatori dovranno fare il meglio anche in questi aspetti, certo, anche negli aspetti economici, perché sono spese, è una spesa della quindi società. Si prevede che abbiano anche una riunione con i calciatori, perché alla fine la palla passa a loro. In questo caso tu da rappresentante proprio dell'associazione allenatori... No, ma io mi metto nei panni, l'ho detto prima, nei panni di Baldini e tutto lo staff che tra Covid, perché anche là
Certo, in questo perché momento. attualmente c'è anche questo Tra la situazione problema. di Covid e C'è anche queste questo societarie problema. stanno lavorando in una situazione drammatica, davvero bisogna davvero fare un plauso a questo allenatore, a tutto il suo staff, perché davvero non penso sia facile. E poi si sa, se va in campo magari la gente dimentica tutto e vuole il risultato per giunta. Poi soprattutto il tifoso catanese, aggiungerei anche questo. Vincenzo, stiamo parlando soprattutto della prima squadra, però è anche vero che tutto il settore giovanile è fermo già da 3 settimane, cioè da 3 settimane non si sta allenando nessuno, ed è un problema, perché comunque anche loro debbono ritornare prima o poi in campo, tra l'altro anche loro a questo punto con questa incertezza di continuità. Allora, io so che da lunedì il mister Russo ha convocato tutti i ragazzi, quindi evidentemente c'è un segnale forte da questo punto di vista che si debba riprendere. Evidentemente con il discorso Covid, oggi Ghirelli parlava di 250 casi su un organigramma di 1700 calciatori, sono numeri importantissimi, 250 su 1700. Stiamo parlando per quanto riguarda la prima squadra? Parlando del discorso professionisti, di chi è contrattualizzato. Sì, ma io riferendomi del 20%, no, il 20%, ma anche il settore giovanile va salvaguardato dal Covid. Chiaro, assolutamente sì. D'altronde, se pensiamo che la primavera oggi si allena quasi ogni giorno, si allena con la prima squadra, evidentemente il contatto c'è e quindi bisogna preservare. Va salvaguardato anche tutto questo materiale giovanile. Grazie ai comunicati stampa firmati da Angelo Scaltriti sappiamo che ben 6 sono i casi, di cui 5 giocatori nelle file della squadra principale, no? Quindi evidentemente c'è qualcosa da cui bisogna cautelarsi sicuramente, ecco, i ragazzi vanno salvaguardati sicuramente, sono d'accordo. Nel tuo sito calciocatania.com avete sempre avuto un filo diretto anche con i tifosi, Certo. Qual è in questo momento la speranza del tifoso catanese? Dunque il muro, che è lo strumento classico, e poi una chat online che è aperta 24 ore su 24, ed è veramente, sostiene dei ritmi impressionanti di presenze e di post girati da tutti i frequentatori, chiaramente è espressione assolutamente libera di 100.000 voci. Cioè questa è una cosa bella. Non c'è ovviamente un canovaccio, perché nessuno obbliga a dire oggi parliamo di pane se invece qualcuno vuole parlare di pasta, ecco, questo non c'è assolutamente. Naturalmente sempre parlando di Calcio Catania. È chiaro che sono accette le partecipazioni di tifosi di altre, purché non ci vadano a raccontare le storie delle loro squadre, ecco, questo a noi non interessa, però sicuramente... E qual è questo umore? Allora, è l'umore. Tu ci puoi dare un termometro effettivo, È stato veramente, fondamentalmente un po' come si legge sui social, perché in fondo questo è un antesegnano del social, il muro, diciamo, sicuramente. Chiaramente ci sono le due squadre, no? Ci sono chi da sempre ha detto che sarebbe finita male, praticamente si è arrogato questo diritto di dire lo sapevo che finiva così, no? E ci sono stati sempre gli speranzosi ad oltranza, quelli che hanno detto domani, come diceva Rossello Ara, domani sarà un altro giorno e sarà probabilmente migliore, no? Si poteva sperare in qualcosa di meglio. Chiaramente un po' quello che ho detto io all'inizio, ci sono ferite profonde su tutti, chiaramente, perché la ferita è stata questa qua del fallimento del 22 dicembre. Naturalmente la speranza è forte, ma ricordiamo che deve passare da paletti istituzionali importanti, cioè non è che ora siamo tranquilli, non possiamo essere tranquilli, perché diciamo che i veri problemi deve uscire il bando, a questo punto innanzitutto deve uscire nascono il adesso. bando, infatti, e poi 1, 2, 3 società che aderiscono a questo bando e vadano sotto gli aspetti con un progetto dell'asta, con un progetto ed bravo. un piano, Infatti, perché poi, è facile parlare a parole. Poi ci vuole ancora che la società o il socio forte che comprerà questo Calcio Catania sia persona gradita alla FIGC, perché ricordiamo che c'è un altro passaggio, perché il titolo sportivo è nelle mani della FIGC, non è nelle mani del Tribunale. Ecco, oggi sul titolo abbiamo letto, sul giornale abbiamo letto, il Tribunale salva il titolo sportivo, non è così, perché sarà la FIGC che poi dirà
tu sei persona affidabile, tu sei persona onorabile, Rimani con quel titolo. mi sta bene, rimani con quel titolo. È vero, è vero. Lucio, e poi ti congedo e ti ringrazio per la tua presenza qui all'interno di questa puntata speciale di Penalty. Avresti mai pensato, dopo il momento straordinario del calcio Catania di Pulvirenti in Serie A, che comunque nel 2022 stavamo qui a parlare di una salvezza che probabilmente è arrivata sul filo di lana, anche se ancora non siamo salvi? Onestamente no, perché in quegli anni, in quegli 8 anni, 7 anni di Serie A si vedeva anche una programmazione, si vedeva che c'era anche una gestione oculata, acquistando giocatori magari nelle serie inferiori oppure all'estero, e quindi poi rivendendoli a dei prezzi, diciamo, abbastanza alti anche, e quindi questo permetteva una gestione ottimale, no, della società e di tutto. Però il calcio insegna che non è la prima volta che succede, è successo a squadre blasonate, non dico più del Catania, ma quantomeno come il Catania, quindi parliamo di Fiorentina. Certo. È successo, è successo al Bari, che poi dopo è ricominciata la sua storia in Serie D. Quindi nel calcio purtroppo girano troppi soldi, e quando girano dei soldi dietro l'angolo c'è sempre il fallimento, perché se non li gestisci bene poi alla fine si finisce così. Quindi, però onestamente non potevo pensare mai. Chiaramente quel famoso litigio di allora tra Pulvirenti e Lomonaco per me ha segnato uno spartiacque, sì, a tutti gli effetti. Perché finché c'era quella gestione, si andava d'accordo e tutto andava bene, da quel momento qualcosa si è rotto e si è andato sempre peggio fino a questi giorni, che stiamo penando un po' tutti per vedere un po' di luce in fondo al tunnel, che in questo momento ancora non c'è, ma c'è sempre la Però ti speranza. vedo molto ottimista, lo hai detto proprio alla prima domanda, che comunque dentro di te c'è una forma di ottimismo che ci porta verso una strada che probabilmente sarà più bella. Sì, sono solo delle sensazioni, ma io, essendo da qualche anno nel calcio, dico che le sensazioni molte volte a noi addetti ai lavori ci guidano bene. Sì. Io penso che in questi mesi qualcosa nascerà, perché il Catania, sia a livello di FIGC, sia a livello proprio di blasone. Più che mesi parlerei di giorni, perché siamo intorno ai 40-50 giorni. Sì, è una squadra rispettata secondo me dalla FIGC tantissimo, e Ghirelli ha sempre parlato benissimo, e poi è una squadra, anche una società, una città ambita, quindi secondo me uscirà qualcosa di buono, ma ripeto, è una mia sensazione e spero che si avveri, perché poco fa il dottor Lacorte diceva che ci sono due fazioni, no? Quelli là degli speranzosi e quelli là che si abbattono, però io li ho letti qualche messaggio, e c'è un filo conduttore che è l'amore per il Catania, in tutte e due fazioni li unisce, c'è un amore viscerale, e quindi questo qua secondo me è tutta positività che sicuramente andrà a per questo in democrazia si convive, no? Perché è giusto così. Però in ogni aspetto della società, che anche chi contesta aspramente si vede che contesta per amore, non contesta per amore. Bene, ti ringrazio Lucio per la tua presenza in questo speciale tutto catanese, ci vedremo prestissimo sempre all'interno di Penalty. Sempre un piacere per me. Noi a questo punto ci fermiamo, abbiamo un breve spazio pubblicitario, tra poco presenteremo anche il nostro nuovo ospite. Eccoci rientrati, siete sempre con Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, una puntata di Penalty decisamente speciale perché, come ho detto proprio all'inizio della puntata, non parliamo di calcio dilettantistico, tra l'altro fermo per il grande problema Covid, ma parliamo del calcio Catania, un calcio Catania che sta vivendo in questi giorni sicuramente una situazione molto ambigua. Giorno 28 febbraio scadranno i termini e tutto
puntato su quella data, perché dobbiamo capire se continueremo a vivere come Calcio Catania, se il calcio professionistico rimarrà in questa nostra bellissima città. Seconda parte della trasmissione, abbiamo un altro ospite, ci ha lasciato Lucio Tosto dell'Ajax di Catania, siamo con Livio Giannotta, Tutto Calcio Catania. Ciao Livio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti e un saluto naturalmente anche a Vincenzo. Allora, è una domanda che ho fatto subito ai nostri ospiti in apertura della nostra trasmissione. Lo slogan è chiaro, futuro prossimo, punto interrogativo, oppure che cosa? E beh, il punto interrogativo c'è, è un po' una speranza che si alimenta. Il Tribunale ha autorizzato questo esercizio provvisorio fino al 28 febbraio, chiaramente data ultima a questo punto, è una data, certo. A questo punto non ci sono alternative, cioè il 28 luglio è la data ultima, entro questa data naturalmente il Tribunale predisporrà tutto quel che serve per l'avviamento del bando, per la procedura competitiva, e lì chiaramente sapremo in che mani finirà il Catania, perché quello che oggi è importante sapere è proprio quale sarà, come dicevi giustamente tu, il futuro del Catania. Il futuro del Catania passerà proprio da questo bando. È un po' un tornare indietro nel tempo, Ettore, perché di bando già se ne è parlato 2 anni fa. Sì. Se ne è parlato 2 anni fa, la SIGI ha rilevato le azioni del Calcio Catania, e i risultati li abbiamo visti, io dico solo che Catania, ma non lo dico io, ma lo dice anche la storia, lo dice la tradizione, Catania ha bisogno di un progetto serio, di un management competente, lungimirante. Sì, è importante la disponibilità finanziaria, quello sicuramente, lo dicono in tanti, però poi deve affiancarlo sempre alla competenza, perché se non c'è quella i soldi non bastano. È mancata in questa gestione SIGI una competenza forse più tecnica, più calcistica? Ma diciamo che allora, da un punto di vista finanziario i problemi ci sono stati, perché chiaramente la SIGI ha dovuto sobbarcarsi, diciamo, questo monte enorme debitorio. Poi qualcosina sicuramente è mancato anche da quel punto di vista, anche se le professionalità sportive all'interno del Catania Calcio hanno operato secondo quelle che erano le proprie possibilità. Pellegrino ha fatto un miracolo. Pellegrino ha fatto un miracolo. Le nozze con i fichi secchi. Ha fatto un miracolo. Al di là adesso, perché tutti parlano di Luca Moro. No, non è soltanto Luca Moro, assolutamente, sono d'accordo con te. Intanto il fatto di avere resettato comunque una rosa, perché alcuni sono voluti andare via, lui ha preso proprio anche gente praticamente quasi sconosciuta nell'ambito professionistico. Sì, beh, con un budget ovviamente limitato, assai ridotto, molto limitato. Non è facile. Ci sono state magari nel primo anno, forse si è puntato troppo su giocatori di esperienza, forse quello sbagliando è stato forse un errore. Il momento di osare. Però quest'anno invece è una squadra più giovane, un budget veramente ridotto ai minimi termini, però tutto sommato, per quella che era la situazione del Catania, la situazione societaria, credo che sul campo oggi da questa squadra non si potesse chiedere di più, e anche lo stesso Pellegrino non credo potesse fare meglio di così. Ma ritornando a parlare di calciomercato, Vincenzo, possiamo pensare che qualche cosa succederà adesso, nel senso che il Catania cercherà di operare anche un po' sul mercato, cercando magari di prendere qualche puntello che può servire anche alla squadra? Il Catania, che ricordiamo da oggi è sempre curatori fallimentari, certo, per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, gestionale, contabile. Poi naturalmente dovrà ovviamente rinnovare le fiducie e le mansioni e le competenze a chi oggi le ricopre, no? Più che fare mercato, secondo me il vero mercato sarà quello di trattenere, evitare e trattenere. Chiaramente gente volenterosa, per carità, trattenere a tutti i costi. Ma io no, su questo sono ottimista, perché, però, sai? Perché all'inizio qualcuno si era un po' esposto anche in tempi meno sospetti, no? Ricorderete tutti. Di Ceccarelli già si è detto in abbondanza e non ci voglio tornare più sul tema. Evidentemente ci sono ancora degli appetiti, no? Ci sono
parliamoci chiaro, ci sono i Russini, ci sono i Calapai, ci sono gente che insomma bene... No, perché poi dobbiamo anche pensare che questa squadra deve mantenere questa categoria. Ecco, appunto, perciò non può depauperarsi, certo, non può depauperarsi tecnicamente, assolutamente, certo non potrà bastare il solo Moro a evitare che questo avvenga, no? Però operare sul mercato con pochi soldi è sempre molto difficile. Un'altra cosa poi operare evidentemente ancora battendo su questo campo di qualche giovane, anche se ormai penso che per la stagione in corso il più è stato fatto, e questo si chiama mercato di riparazione, proprio perché tutte le squadre corrono a puntellare, a cambiare qualche inefficienza, e quindi si diventa sempre notoriamente più difficile il mercato invernale rispetto a quello estivo. È vero. Livio, proprio parlando di squadra, parlando di gruppo, Baldini, lo abbiamo detto nella prima parte, ha avuto un ruolo fondamentale perché è stato colui che ha resettato effettivamente tutto l'ambiente, lo ha tenuto compatto, quasi nascondendolo dai problemi che quotidianamente c'erano all'interno della società. Ecco, Baldini sotto questo punto di vista è da osannare, ma quanto un allenatore può durare su questo ritmo? Perché io mi ci metto anche un po' in questo ruolo e penso che non è mai facile. Non è mai facile, però avendo conosciuto Baldini si esalta, è come se in tutto questo marasma generale lui abbia ricavato una forza incredibile, no? Cioè lui crede fortemente a questo giocattolo Catania, cioè ha creduto sin dall'inizio, pur con tutti i limiti strutturali in possesso di questo organico, però è saputo, diciamo, è entrato nella testa, nella mentalità di questi ragazzi, nonostante i problemi, è riuscito ad incidere fortemente sulla loro testa, e i problemi ce ne sono stati tanti, perché non è facile affrontare una stagione con tutte le criticità che ha dovuto affrontare la squadra, il Catania, il problema degli stipendi non pagati, non è facile perché sono questi una squadra ragazzi... che fa i punti e poi questi punti vengono tolti anche dalle penalizzazioni, perché adesso dovrebbe arrivarne un'altra. Ma sai Ettore, questo poi diventa mortificante per i ragazzi, perché tu vedi un gruppo solido di giocatori che danno sempre il massimo, poi vedi che l'impegno, gli sforzi profusi sul campo poi in qualche modo vengono vanificati da appunto queste penalizzazioni. È veramente un peccato, e credo che effettivamente la classifica del Catania potesse essere migliore al di là della penalizzazione, perché poi la squadra ha gettato alle ortiche, secondo me in maniera anche un po' tra ingenua, ingenuità e sfortuna, qualche punto per strada lo ha perso, però tornando al punto di partenza, parliamo anche di ragazzi, diciamo, quasi come prima esperienza in Lega Pro, ci può anche stare qualche punto perso per strada, ci può anche stare, perché certamente quando ti ritrovi un organico con giocatori che magari non hanno così tanta esperienza per la categoria, poi certo vai a scovare un Luca Moro, che comunque per chi conosce bene l'ambiente non era una sorpresa. Luca Moro a livello giovanile era un giocatore già noto, quotato. Però gli mancava quello step successivo, il professionismo, e lì un ragazzo che ti fa 18 gol a metà campionato, io escludendo i calci di rigore anche gol di qualità, perché qua parliamo anche di gol di qualità. Io Ettore non parlerei soltanto dei gol, perché sì, è vero, calci di rigore, intanto i rigori li devi sapere finalizzare, sono d'accordo, ed è implacabile. Lui è implacabile, ha uno stile, una freddezza e uno stile inconfondibile. Sì, ma io direi che gol a parte sono le caratteristiche del giocatore che lo rendono unico nel suo genere. Cioè un ragazzo così giovane veramente ha un potenziale enorme, e non mi sorprende che sia seguito da un esercito di squadre. Infatti questa domanda adesso la voglio fare a Vincenzo. Un Moro che secondo me non è più seguito da società che partecipano al campionato Lega Pro. Secondo me qui parliamo di categoria veramente superiore, e questo potrebbe essere un danno per noi, perché magari possibilmente qualche richiamo di qualche categoria importante potrebbe far saltare questo quasi tacito accordo con il Padova.
Cioè tu dici relativamente al fatto che ci sia il prestito annuale, diciamo. Beh, tanti soldi possono fare cambiare le idee, no? Però è pur certo e pur assodato che in ogni caso una terza squadra lo dovrà nuovamente girare in prestito nuovamente alle squadre, le due squadre Padova e Catania, no? Non c'è altra scappatoia, perché sarebbe la terza squadra nell'anno e non è possibile. Diciamo che partiamo... Per mercato si può fare, Certo, sì, cioè sì. c'è una terza squadra che può acquisirlo, il cartellino, ma naturalmente il ragazzo deve giocare, Certo. e può giocare solo col Padova o col Catania. Allora, Da questo punto di vista però dal fatto che... i nomi infatti, importanti ci sono, no? Perché se partiamo dal Sassuolo per arrivare al Torino, anche se Bianchi e Sogliano fra di loro, ovvero amministratore delegato e direttore sportivo, fanno un po' il salto, ovviamente dicono no, io non so niente, io dico Vabbè, qualcosa c'è, questi è sono ovvio, i giochi ci di sta. mercato, no? Ma si è parlato anche della Juventus, anche se poi la Juventus c'è sempre l'incognita Under 23 che bisogna sempre tenere nel peso della bilancia, perché un Under 23 vuol dire sempre campionato di Serie C, Sì. pertanto starei più attento alle sirene di Sassuolo e Torino più che di Juventus, dove c'è io ho sempre... paura del Sassuolo, perché investe su questi nomi quasi e fa bene, sconosciuti, e fa bene. e poi dopo si ritrova un bel gruzzoletto al momento di fa bene, rivenderli. questo è il calcio moderno, va fatto così. Il Catania, qual è il giocatore che in questo momento avrebbe bisogno? In questo momento avrebbe bisogno di un... sai, potremmo parlare del difensore centrale, però io vorrei un bel centrocampista che mi dia serenità ogni domenica, cioè un centrocampista che imposti il gioco in maniera assolutamente impeccabile. Maldonado non ti è piaciuto, quindi? Non è ovviamente il Maldonado del fine stagione scorso, sono cambiati i meccanismi, sono cambiate le spalle, sono cambiati i presupposti, evidentemente non ce la fa a reggere quel tipo di pressioni che aveva ben capitalizzato nel finale dello scorso anno. Quest'anno non ci siamo proprio. Livio, ci avviamo verso la conclusione anche di questa seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo detto di questo futuro prossimo che parte sicuramente da questo nuovo bando finalmente quasi decisivo. Che tipologia di imprenditoria dovrebbe arrivare per far sì che insomma, le cose vengano sistemate definitivamente? Beh, appunto, l'obiettivo è far sì che le cose vengano sistemate definitivamente, quindi è come se ti fossi risposto da solo, perché proprio per fare in modo che le cose vengano risolte definitivamente serve un'imprenditoria forte, una proprietà solida, e farlo oggi con la possibilità di rilevare un titolo sportivo con un monte debitorio sportivo che si aggira sui 3 milioni di euro, a base d'asta da 600.000 euro, io credo che ci siano veramente le condizioni affinché si possa trovare anche un imprenditore forte. Però poi sai, bisogna stare attenti perché c'è il dopo. Perché c'è il dopo, e il dopo in questi casi si sa, no? I cosiddetti avvoltoi non mancano mai, quindi io non ho dubbi che su questo il Tribunale anche vigilerà, perché è chiaro, il Tribunale vorrà avere delle garanzie. Le garanzie, parliamo di evidenza fondi, ma non solo. Catania ci vuole anche un piano industriale importante, ambizioso. Catania è una piazza che deve vincere sostanzialmente, è quello l'obiettivo di una piazza storica come Catania. Si è persa la matricola, quindi la società è fallita e il fallimento è sempre una sconfitta, questo vale sempre la pena ricordarlo. Per tutti. È una sconfitta per la città, ma è una sconfitta per tutti, perché sicuramente si poteva e doveva evitare. Poi non mi soffermerei più di tanto sul discorso della matricola, nella misura in cui è importante, perché la gente di Catania si identifica con il calcio Catania, con i colori rossazzurri, quindi c'è una componente romantica, passionale e importante. Però adesso serve quantomeno salvare il titolo sportivo, perché lo ricordiamo, il titolo sportivo ancora non è salvo, lo sarà nella misura in cui all'asta troverà il Catania un nuovo acquirente, una nuova proprietà, e ci auguriamo tutti che possa essere una proprietà importante e solida, come merita la piazza di Catania e come meritano i tifosi che sono patrimonio del calcio italiano. Domanda per Vincenzo e poi dopo passiamo ai saluti. Vincenzo, da più parti si può anche pensare che poi alla fine nel nuovo bando qualche ex socio Sigi possa presentarsi, perché è libero di farlo.
Bene, come vedi questa è questo una delle possibile... strade, questa è una strada che sto sentendo parecchio battuta è vero. in questi ultimi giorni. Che succederà? Evidentemente c'è da vedere, come dicevo prima, poi alla fine c'è la commissione della FIGC, no? Che deve, io non so se questo socio ha possibilità, questi soci insieme ad altri che non conosciamo avranno le possibilità economiche di esporsi, no? Probabilmente sì. Innanzitutto spero in una sana competizione, spero che non ci sia una sola sono proposta, d'accordo. ma ce ne siano più Almeno di- altre 4. perché solo da lì il mercato è salvo. Il mercato è salvo quando c'è molta offerta, sicuramente. Giusto. Quindi sicuramente io auspico questo. Poi c'è da vedere che qualora questi soci partecipando riuscissero anche nell'intento, socio o soci, riuscissero nell'intento anche di aggiudicarsela, poi c'è da vedere se la FIGC li ritiene Idonei. essendo stati in ogni caso coinvolti in una gestione che non ha portato a nulla se non a risposta gravi diplomatica la sfaceli. tua però, eh? Io dico non lo posso escludere perché non conosco, lo sento dire ma non conosco le reali possibilità, però io ritengo che la FICC dando un'occhiata alle NOIF, dando un'occhiata ai regolamenti, abbia riguardo al fatto che loro in ogni caso siano stati implicati, qualora, stiamo dicendo qualora, Certo. perché non è detto che sia questo, assolutamente no. Hanno sicuramente avuto una responsabilità per cui devono risponderne, sicuramente. Grazie Vincenzo Grazie a te, Lacorte Ettore, grazie a per la tutti. tua presenza Grazie qui a Livio. all'interno della puntata speciale di Penalty. Prima di salutare Livio voglio parlare di tutto Calcio Catania, il sito protagonista anche in questi ultimi anni del percorso del Calcio Catania. Parlaci un po' di questo sito, so che in questo periodo chiaramente siete subissati di email e di quesiti. Bah sì, diciamo che non è un periodo tra virgolette facile perché si lavora tanto, anche nel corso di queste festività non ci siamo mai fermati e mai come in questo momento è importante continuare, diciamo, Essere voce a anche. essere voce e vigilare, anche fare informazioni significa vigilare su quello che sarà anche il futuro del Catania, perché oggi è importante il dopo, perché io devo dire questo, cioè il fallimento si è concretizzato purtroppo, però c'è la possibilità concreta di salvare questo titolo sportivo, c'è la possibilità di ripartire e io la passione che riscontro in questi tifosi, io la percepisco sempre, la percepisco sui social, la percepiamo in giro per le strade, voglio dire c'è voglia di ripartire, il tifoso del Catania ha voglia di riappropriarsi di un qualcosa che probabilmente non ha sentito quasi più suo in questi anni, cioè si è assistiti veramente ad una escalation di problemi, di difficoltà che hanno portato veramente una piazza come Catania, una città metropolitana tra le più importanti d'Italia, a dover vivacchiare in Serie C e permettimi Ettore, non è diciamo, È una cosa che fa male. È una cosa che fa male e non è consona a quello che poi è il blasone, la tradizione di una città importante che calcisticamente ha scritto pagine importanti, sai, quando tu leggi anche così sui social magari pezzi Amarcord e allora si ricorda magari la vittoria sull'Inter del triplete, oggi quei tempi sembrano veramente lontani Però quelle anni luce. immagini rimangono sempre. Però sai, sì, giusto, Quelle Ettore, emozioni, quella storia rimane sempre. sono immagini indelebili, ma la storia del Catania è ricca di episodi, chiaro. è fatta di gioie e dolori. Il fallimento significa, ok, fine, morte di questi 75 anni, però c'è la possibilità di dare continuità a quel Catania, al papà Catania, c'è il figlio che vuole ripartire fiero e orgoglioso di quello che è C'è stato. un nuovo quaderno di storia da scrivere. Hai fotografato, direi, benissimo Perfetto. lo scenario. Grazie Livio Giannotta, direttore responsabile di Tutto Calcio Catania. Grazie. Ettore, ti ringrazio per l'ospitalità e la buona serata, è stato un piacere per me essere qui. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo un altro break pubblicitario, tra poco continueremo con questa puntata speciale di Penalty dedicata al Calcio Catania con altri ospiti. Non mancate.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario. Ancora una volta vi ricordo che siete con Penalty, soprattutto con la trasmissione che oggi parla del calcio Catania. Una trasmissione che abbiamo voluto dedicare interamente alla grande vicenda che ha coinvolto non soltanto i catanesi ma un po' tutti i siciliani. Abbiamo fatto questo network congiunto proprio per cercare anche ulteriormente di sensibilizzare quelli che sono i pensieri sulla vicenda che ha un po' in un certo senso, non dico rovinato le feste ai catanesi, però ha fatto riflettere tantissimo. Sappiamo tutti che il giorno 28 sarà a questo punto il termine ultimo e proprio su questa data in modo particolare voglio concentrarmi con i prossimi nostri due ospiti che vado subito a presentare. Abbiamo Federico Lo Giudice, direttore responsabile di Unica Sport. Ciao Federico. Buonasera Ettore. Grazie per aver accettato il mio personale invito. No, grazie a te per avermi invitato, saluto te, saluto anche i tanti amici che ci stanno guardando. Bene, e voglio salutare anche un uomo di campo, perché quando si parla di calcio bisogna anche parlare di campo, e allora lo faccio con uno degli addetti ai lavori secondo me molto più importanti che abbiamo qui nella nostra bella città di Catania, Alfio Sanfilippo. Tra l'altro Alfio insomma anche con un vecchio passato del calcio Catania, no? Sì, Quindi sì. anche tu hai sofferto le tue vacanze di Natale con questa vicenda che ci ha portato tanta amarezza. L'ho sofferta quando, buonasera Ettore, prima di tutto, Buonasera a te. e l'ho sofferta quando c'è stata la cancellazione. Mi è venuto davanti papà quando andavamo in tribuna B, quando indossai per 5 anni la maglietta rossa-azzurra, anche nel mio piccolo, poi l'ho indossato un altro anno, un'altra casacca rossa-azzurra che era la classica Paterno Calcio, che era i vari prestiti, e poi io sono andato in altre liti. E sentire questi giorni tutte queste situazioni fanno male, uno pensa alle cose vecchie, i trascorsi, i tifosi, e certe volte uno dice mettiamoci la spugna, si ricomincia da capo. Perché da tutto questo adesso si deve ricominciare. Perché già l'abbiamo vissuto questa esperienza, quando c'è stata quella famosa partita al Cibali di eccellenza. Si andava nei campi di Via Grande in eccellenza, quella è un'esperienza che è la città come Catania, un blasone come Catania, un po' tutta l'Italia. Io ho ricevuto almeno una trentina di telefonate di amici, di collaboratori che facciamo gli osservatori, e dico ma come mai sta succedendo questo a Catania? Eppure è successo. È successo, ma ancora ne succederanno altre cose. Ecco, quello che succederà, adesso lo chiedo anche a Federico, perché a questo punto c'è un termine. Dopo il 28 sappiamo veramente di che cosa dobbiamo vivere. Teoricamente sì, però non sappiamo se questo termine potrà essere ulteriormente prorogato, Ettore, perché dico questo? Perché noi ci ricordiamo che nella sentenza di fallimento a pagina 9 c'era proprio in grassetto tra appunto i termini improrogabili, tra le situazioni improrogabili, il fatto che la Sigi saldasse questo debito di 627.000 euro con il Catania. Che non è avvenuto. Non è avvenuto a quanto noi sappiamo. Certo. Come non sappiamo se il Tribunale, decidendo di prorogare al 28, quindi concedendo quei 2 mesi di cui si parlava, se la Sigi abbia realmente dato quelle garanzie richieste per poter poi pagare la seconda parte. Altra cosa che non bisogna sottovalutare è il fatto che ci sarà la possibilità concreta che a gennaio non si giochi, quindi i curatori avranno delle spese in meno e questo potrebbe dare ulterior tempo ai curatori. Però è evidente che per un discorso di logica, se il Tribunale ha deciso, dopo aver letto il rapporto dei curatori, di prolungare l'esercizio provvisorio, è perché l'obiettivo è quello di scrivere il bando per mettere all'asta il titolo sportivo, e lo dico per logicità e credo che avverrà a breve, non troppo lungo nel tempo, per 3 motivi. Uno, perché perdere tempo significherebbe portare al giocatori ad andare via, cioè Carelli ne abbiamo parlato ampiamente, ma non è il solo che potrebbe lasciare Catania, c'è Piccolo, c'è Pinto, c'è Calapai, ce ne sono parecchi. Il calciomercato c'è. Il calciomercato è aperto, quindi
significherebbe quindi perdere tempo, svalorizzare l'asset sportivo e rendere meno appetibile l'asset. Secondariamente significherebbe spendere delle risorse inutilmente se poi non si va all'asta competitiva. Io sono convinto che appena uscirà il bando in molti si presenteranno e ti anticipo, per quanto sembra possibile, lo diceva qualche sera fa dal collega amico Giacomo Cagnes, l'avvocato in grazia, che anche qualche socio della Sigi, in quanto non socio del Catania ma socio della Sigi, si dovesse presentare a quest'asta. È evidente che farlo... Infatti a Vincenzo la Corte ho fatto questa domanda: può succedere? Sì, può succedere, ma credo che si avrebbe una faccia di bronzo, no? Cioè credo, per utilizzare un termine educato, sì, quindi ma credo che avrebbe Alfio tutta la stampa, ma tutta la piazza contro, anche perché, e io poi mi taccio per sempre, quello che si parlava e si parla in queste ultime ore, lo diceva anche Alfio, come è stato metabolizzato, è stato anche un argomento di discussione col collega Daniele Loporto, che secondo me poi a mente fredda ho riflettuto, non ha tutti i torti nel dire che questa metabolizzazione ancora non è avvenuta, ma è evidente che i tifosi sono molto arrabbiati e tristi per un discorso: il Catania fallisce perché questi signori, e qualcuno dovrebbe anche smettere di postare foto dalle Dolomiti perché e rilasciare dichiarazioni o interviste al quotidiano La Sicilia, perché non c'è nulla da festeggiare assolutamente. È evidente che il Catania fallisce, 75 anni di storia vanno in fumo perché non si è voluto mettere 2.100.000 euro sul piatto, e soprattutto sono andate deserte, anzi si sono annullate due assemblee, quella del 29 novembre e quella del 12 dicembre, che sarebbero state determinanti e fondamentali per poter salvare la storia. Quindi mi auguro che nessun socio della Sigi, né Salice, né Nicolosi, né Ferraù, né il gruppo Massimino abbiano la voglia o l'idea di presentarsi al anche bando. Perché le voci sono queste, sì, ma rimarranno Federico, tali, sono voci, d'accordo, ma sempre voci sono. Ma è evidente che gli scaglieremo contro comunque la tifoseria, questo io mi piglio questa responsabilità, non vi vogliamo più perché avevate la possibilità di salvare il Catania, la storia del Catania, non l'avete voluto fare per i picche personali, a me non mi interessa chi ha ragione o torto, non l'avete fatto, era un vostro dovere, da Avengers, da supereroi quali vi siete definiti o siete stati definiti, siete passati a essere qualche altra cosa. Beh, diciamo pure che comunque quando insomma è successo questo patatrack, loro comunque questo Catania lo hanno salvato in quel momento. Oppure stiamo esagerando a dire questo? Secondo me loro, io ripeto, io ho avuto la sfortuna di leggere il contratto firmato tra Tacopina e la Sigi, e in questo contratto c'era scritto che il 31 luglio, cioè 7 giorni dopo aver acquisito il Catania all'asta, Tacopina già manifesta un suo interesse, un interesse che poi è stato confermato da altre tappe fra settembre e ottobre, nel quale poi Tacopina a ottobre manifesta. Quindi questo fatto che poi dopo Tacopina non abbia preso questo Catania, c'è qualche cosa che è evidente, ci sfugge. È evidente che loro abbiano comprato per rivendere subito, è evidente che c'era lo stavo dicendo io, c'è questi signori che saranno dei buoni professionisti, evidentemente c'era tutto... evidentemente l'inizio era quello che di tamporeggiare e poi passare la mano a qualcun altro. La mano a qualcun altro c'è stato. Per quale motivo questo signore ha depositato $800.000 e poi va via? Evidentemente fra di loro soci sarà successo qualcosa, e nel mezzo c'è stato anche Tacopina. Tacopina mica è stupido. Beh, bisognerebbe anche chiedere, Alfio, perché Tacopina accetta di sottoscrivere un contratto con un diritto di prelazione all'acquisto del 15% del Catania, €1 milione, e poi questo contratto di prelazione è una sua libera scelta, non lo completa sapendo di perdere la caparra, cioè quei 630.000 euro versati. Che aveva già dato. Bisognerebbe capire chi l'ha convinto a sottoscrivere questo contratto e quali erano le promesse fatte. Poi occorre anche dire che dobbiamo smetterla di pensare che Tacopina compri di tasca sua. No. Tacopina è portatore di un progetto, è un intermediario, esatto, che già c'erano degli alberghi venduti, ma che non voglio sottolineare queste cose. Dovremmo anche chiedere a Nicolosi, che se ti ricordi io mi permetto di darti del tuo, sì, ma ci mancherebbe che a Corner dai colleghi di Telecolor disse: io sono il 7° investitore di Tacopina, quindi sarebbe il caso che Nicolosi, invece di far parlare Ferraù in conferenza stampa, spiegasse alla città perché lui, che era il 7° investitore, alla fine il suo, diciamo, capostipite ha mollato, e come gliel'ha spiegato questo passo indietro. Sarei curioso. Io penso che un giorno, quando parlerà Gaetano Nicolosi, penso forse che si sapremo scoprirà qualcos'altro. la verità, perché Nicolosi, per voci, per delle informazioni assunte,
ho saputo che è stato l'investitore più forte, perché se non ci fosse stato lui, ma nessuno l'ha mai se non ci negata fosse questa stato cosa, lui, eh. non lo so se il Catania si poteva presentare la domenica. Voglio chiedere però a Federico, dalle tue parole però traspare una rabbia impressionante. Certo, hai seguito molto bene il percorso in questi ultimi 2 anni, quindi questa conclusione ti amareggia ancora di più, ma da questa amarezza tua può nascere effettivamente qualcosa di positivo, rivolgendosi magari soprattutto ai tifosi? Deve assolutamente nascere qualcosa di positivo, Ettore, se no tutto quello che abbiamo vissuto non è servito da insegnamento. Dobbiamo tutti renderci conto che comunque una parte della nostra storia l'abbiamo persa, però è anche vero che, come scriveva correttamente quella bellissima penna che è Angelo Scaltriti, questa è una costola, è la figlia di quel che noi abbiamo amato, tifato e seguito, e quindi dobbiamo tutti, dalla stampa ai tifosi e a chi prenderà il titolo sportivo, avere un approccio totalmente differente, non un approccio commerciale come c'è stato da parte della Sigi, perché non mi si venga a dire che è stato un approccio programmatico. Esatto, non è stato un approccio imprenditoriale per nulla, è stato un approccio commerciale. E poi tra l'altro ti dico, Alfio, altra cosa, e le risposte sono là dentro e te lo posso garantire. Sì, sicuramente. Nicolosi dovrebbe avere il coraggio di mostrare quel famoso allegato B, che tanto è stato nascosto ed anche non fatto, diciamo, leggere ad alcuni dei soci della Sigi, perché in quell'allegato B, fra lui e fra la Sigi e Tacopina, accordi imprenditoriali, c'è forse una chiave di lettura molto importante per poter capire perché l'accordo tra le parti a un certo punto salta, a prescindere da agenzie delle entrate, comune e creditori privati. Questo è in secondo piano. No, quella è la chiave di lettura, fidati. Lo so. Però siccome abbiamo sempre augurato che insomma tutto ciò continuasse, va bene, ok, continuiamo, andiamo avanti, voltiamo pagina. Come ho detto poc'anzi quando parlavo con Livio Giannotta, dobbiamo scrivere un nuovo quaderno di storia. Catania penso che sia pronta, ma avremo la capacità di inserire in questo progetto, nella nuova cordata, nuovi dirigenti che possono veramente a questo punto far ripartire questo meraviglioso mondo del calcio firmato Catania? Dipende, Alfio che è uomo di calcio mi può contraddire oppure può confermare, cioè che è evidente che se è un nuovo inizio deve essere nuovo da tutti i punti di vista, quindi non con vecchi nomi. Esatto, deve essere una tabula rasa, tutto è ex nuovo, tutto ex nuovo, deve essere una tabula rasa. Bisogna avere il coraggio di iniziare da zero, Ettore, perché ma non è facile, ma buttare via tutti. Mi dispiace per gli impiegati dell'Ettore De Grifo, gli operai, bisogna iniziare diciamo da che zero. Una nuova cordata, bisogna iniziare una da nuova zero. cordata in tutti i sensi avrà sicuramente il suo gruppo di lavoro che poi ma bisogna fare il bando velocemente, perché altrimenti non deve aspettare alla metà di febbraio, perché al 28 scade e io ho paura. Allora chi sta gestendo in questo momento il mercato, e ci sono 30, 32, 35 tesserati, incominciano a diminuire i tesserati. Poi, primo. Secondo, a livello dirigenziale, 2 se ne sono andati l'indomani che è uscita la sentenza, mi viene da ridere. Qualcuno anche prima. Anche prima, di conseguenza perché non prendono, non possono seguire il discorso del contratto. Quindi sono partiti, secondo me, io che devo passare la palla a te, non deve fare contratti. Ci sono contratti e contratti, certo, per mantenere la categoria, certo, perché la Serie C del Nord non è come qua. Qua tutti quanti vogliono venire, perché? La distanza, ma perché? Perché qua sempre si è adoperato il denaro. Il denaro è finito da quando è subentrato Cosentino. La gente forse si è dimenticato. No, le plusvalenze dove sono? Solo io glielo ho fatto guadagnare 15 milioni di euro su Bagas. Ma gli altri soldi dove sono andati a finire? Quindi il danno è partito. Quanto sei curioso. Lo so. Ha detto bene Federico, sei troppo curioso. Lo so, però il danno è partito da prima. Ora io dico una cosa, ma tu Sigi, chi ti ha consigliato di fare queste cose qua? Perché è una cosa che io francamente ancora non ci credo. Tranne che avevano il compratore subito e passava la mano subito. Credo ma che questo, lui lo sa meglio di me, non c'è stato. Perché questo signore che ha un cervello 10 volte su di noi, quello è il classico intermediario a livello nazionale.
Questo ha fatto delle operazioni in tutto il mondo. Il Catania gli sembrava le noccioline, perché c'ha alle spalle delle persone che hanno soldi, hanno cash. Non aveva fatto i conti forse con questo ambiente un po' particolare. No, secondo me ce l'ha fatto il conto con Ma la lui se l'ha No, l'ha fatto, fatto però l'ha perché fatto ha dei dopo, commercialisti Me l'ha fatto perché li ha in messi gamba. continuamente in scacco, basta leggere appunto il preliminare sottoscritto il 16 e firmato il 23 gennaio per rendersi conto che li ha messi in scacco fin dal primo momento. Noi avevamo detto fin dall'inizio, attenzione che Tacopina vuole prendersi il Catania gratis, cioè il Tacopina arriverà al punto in cui farà pagare la Sigi per fargli dare il Catania. Infatti se vi ricordate, alla fine Ferraù disse noi glielo diamo anche gratis. Tacopina è stato brillante perché, e tra l'altro se vi ricordate, il presidente Pulvirenti nel novembre del 2019, ospite dal collega Gagliano, disse noi siamo stati contattati da un italo-americano, se vi ricordate, e quell'italo-americano era Tacopina perché era stato contattato dall'avvocato Arena. Quindi Tacopina secondo me aveva ben chiaro il quadro, Tacopina è stato anche bravo strategicamente a far esporre loro, Chiaro. era consapevole che aveva una ha preso la spalla in un mese. Sì, Vabbè, sì. situazioni diverse, Un po' diversa anche dal punto di vista... attenzione che Tacopina ancora la seconda tranche della SPAL non l'ha pagata. Se ce lo dice Federico dobbiamo Attenzione. credere. No, ma ci Attenzione posso che Tacopina c'è anche una perché storia perché a particolare, Venezia ha lasciato strascichi, Però Senti, bisognerebbe chiedersi perché a Venezia a un certo punto ha mollato, bisognerebbe chiedersi a Bologna perché la prima volta che si è presentato a Bologna e fece anche una conferenza stampa dove avrebbe dovuto portare poi il giorno dopo l'evidenza fondi, poi sparì, bisognerebbe vedere come ha preso poi al secondo tentativo il Bologna, grazie a chi? Non da solo, grazie a Saputo, basta vedere la storia anche di come ha preso il Bologna, che l'accordo slitto di 2 mesi proprio perché mancava un finanziatore, ma quello fa Scusa parte... Federico, ma perché parliamo sempre di Tacopina? Perché fondamentalmente è stato lui che Sì, ha lo so, è stato quello ci amareggia, ha acceso la però miccia. dobbiamo voltar pagina. Ma infatti no, siccome io so anche cosa uscirà nei prossimi giorni, ho capito. ok? Allora portiamoci già avanti con il Allora, lavoro. portiamoci avanti e dirigiamo adesso l'obiettivo della domanda su questo benedetto bando. Questo bando, quando arriverà secondo te? Intanto io ti correggo perché mi hanno corretto. È un'asta, sarà un'asta, sì, sarà beh, un'asta, è un'asta. perché io tutti quanti, io anch'io ho scritto, chiedo sì. scusa a bando, ma oggi giustamente un È un'asta, avvocato, un'asta. l'avvocato Specifichiamo bene, l'avvocato è un'asta. è un'asta. Quando l'avvocato- succederà quest'asta? Quando succederà? Io credo che a breve. a breve, molto breve. Parlano di Sant'Agata. No, secondo me è già in questo momento. Prima. Secondo me è stato troppo rapido il tribunale, anche perché non dimentichiamoci che 3 curatori, dall'avvocato Basile in primis, che è un grandissimo professionista, ma non dimentichiamoci neanche gli altri 2, hanno fatto un lavoro eccezionale. In più c'è Sciacca e c'è Regolo, che sono dei grandissimi professionisti. È evidente che per fare quello che hanno fatto tra il 2 e il 5 Hanno valutato le date poi pronte per hanno un quadro l'asta. molto chiaro e non possono commettere errori, ma soprattutto hanno capito che vi è un interesse sociale molto importante, Ettore. E quindi, Questo ha inciso secondo me tantissimo. certo, è evidente, la legge glielo consente, ed è evidente anche, e non è una critica, sia ben chiaro, è evidente che il Tribunale non farà, diciamo, non avrà la stessa fretta che ha avuto nel 2020 e non commetterà, se si può essere così, di dar fiducia come nel 2020. Sarà un'asta con dei criteri di assegnazione molto rigidi, molto precisi. Chi si presenterà dovrà dare tante di quelle garanzie che... A parte che ora saranno visti Certo. ogni 10 giorni, 15 giorni ogni 10 giorni saranno seguiti. controlleranno. Ma questo per l'operato dei curatori che E devono poi l'asta la presentare fanno il tribunale. subito perché c'è il discorso che il 31 chiude il calciomercato. C'è anche il discorso che Quindi- si diceva, poi bisogna pagare gli stipendi. Bravo, Ecco. poi ci sono i procuratori che Ma i spingono. soldi per gli stipendi ci saranno? Io suppongo, Ettore, allora, io ripeto, a pagina 9 in grassetto c'era scritto Sulla carta diciamo, condizioni improrogabili. Se il Tribunale quell'improrogabile l'ha fatto diventare possibile, vuol dire che la SIG ha dato quasi 300.000 euro, Quindi qualcosa... dovrebbero essere a copertura eventualmente delle Sicuramente la prossime spese. SIG qualche garanzia l'avrà data per consentire, non penso che il Tribunale navighi a vista, non lo può fare. Un po' involontariamente io il però non Covid so ci se sta il, dando la Catania, mano. se il Catania deve incassare dei soldi, io non lo so questo. Deve incassare dei dei soldi. Verranno liberati dei soldi che erano stati pignorati dalla Lega, è evidente, infatti io lo dico, ne approfitto. Certo. Quando si tornerà a giocare in casa, io invito tutti i tifosi ad andare allo stadio, Ma col abboniamoci. problema Covid non sappiamo neanche quando si rientrerà in campo. Quello so, però quando si rientrerà, se si rientrerà, facciamo gli abbonamenti, perché è evidente che tutto ciò che verrà incassato in questo momento dalla società serve per È l'ennesimo l'esercizio sforzo provvisorio. che si chiede ai tifosi? Io non glielo
glielo chiederanno ai tifosi. Perché I tifosi non se lo fanno i chiedere. tifosi sono, tra virgolette, scusa la mia volgare frase, No, vabbè. incazzati. Sì, però ieri per esempio, nel corso della trasmissione che facciamo con Max, molti tifosi scrivevano ora che non c'è più la Sigi, tutti allo stadio. Sì. Quindi il tifoso non ha bisogno di essere, noi lo facciamo perché lo vogliamo fare, ma io so che è un appello che già i tifosi hanno dentro di loro. Io sono convinto che i tifosi alla prima di campionato, se sarà possibile, Ma i tifosi parteciperanno alla grande, a tutte le situazioni, perché io lo conosco abbastanza bene, sono in un momento di crisi, di delusione, prendono dei provvedimenti, lo puoi dire, di incazzatura. però dopo riflettono e la gente ci va allo stadio. È vero. Poi i grandi guidano i giovani, perché i grandi sanno la storia del Catania, E come? e poi ci saranno quei 7.000, 8.000, ci saranno sempre. Alfio, e poi così ti congedo all'interno della nostra trasmissione, tu che sei un procuratore, tu che vivi il calcio proprio sul campo, questa situazione chiaramente creerà un piccolo problema in questa potenziale nuova campagna acquisti che cercherà di fare il Catania con pochissimo budget. Quanto inciderà anche Sulla carta avranno un budget zero. quasi perché zero, perché se riescono a piazzare magari qualche la giocatore. prima cosa che loro debbono pensare è andare a ricimolare i soldi per l'1 di marzo, il 2 di marzo, Sì. primo. Secondo, però con la vendita di qualche il Catania ha 3-4 pezzi Da mercato. da mercato, escluso Moro, perché sulla carta Moro non può perché hanno rapporti d'amicizia con Pellegrino, quello del Padova, e quindi lui ha Diciamo che allenato Moro anche a arriverà Padova, sicuro. si conoscono abbastanza bene, e quindi Moro andrà via quando sarà opportuno il 1° di luglio. I giocatori ci sono che loro possono andare via, ma i rincalzi non possono prendere e non possono fare giocare quei 3-4 ragazzi dalla primavera 3, non è primavera 1, Sì, primavera infatti. 3, è la classica Beretti di una volta, quindi Sarà difficile però operare normale, sul mercato. normale. Quindi sarà un mercato secondo me di attesa, ma secondo me appena dopo la metà di gennaio. Sì. Non faranno nulla all'inizio perché temporeggiano, il campionato per fortuna sarà Per 2 fortuna è settimane, fermo. io penso che 2 settimane saranno fermi. Quindi questo Covid Quindi bene o male ci può aiuta. aiutare, però vedi i giocatori pressano, si rivolgono all'area tecnica, al mister, perché qua com'è la situazione? Hanno dato una boccata, hanno un respiro enorme, hanno saputo la notizia e quindi si possono allenare, si possono fare, bla bla bla, però di giocare non possono, quindi i soldi, gli stipendi. Alfio, però finora li hanno presi. Sì. E soprattutto non ci dimentichiamo. Con ritardo sì, però l'hanno preso. E non ci dimentichiamo, non per fare buonismo o populismo, che i giocatori comunque grazie alle fideiussioni sono garantiti di prendere. Bravo. Loro sono sempre coperti, anche il mister è coperto. È evidente che non. Ma allora perché si fanno le fiduzioni? Perché i giocatori sono gli unici ad essere coperti. Io invece penso a quelle persone Che non hanno che le sono fiduzioni. lì nella scrivania, Bravo. che vivono di 1.200-1.300 euro al mese, chi li prende, o tanti anche di meno, e non glieli possono dare. Ti dico che E hanno famiglia, I giocatori facessero i giocatori professionisti perché è se vero sono che- Fino adesso l'hanno fatto. Sì, sì, eh. no, se nel sono senso- attaccati alla maglia, che fanno sempre quel gesto che Vabbè. alla maglia, che rimangono, questo è evidente, vadano comunque. e dicono noi continuiamo, vediamo cosa succede, tanto i soldi tu li prendi lo Li stesso. posso prendere in ritardo, ma è la prendo, certezza di prendere. Alfio, per chiudere, Bello. il tuo grande sogno di un Catania prossimo quale sarà? Ma deve essere un Catania formato di gente seria, di dirigenti seri, anche giovani, in modo che coinvolgono i giovani. Nomi nuovi? Tutto nuovo, tutto Tutto Dex, nuovo. non mi dispiace, io ragiono in questa maniera, tutta gente nuova, chi viene, di valutare bene il Tribunale di Catania, di valutare Sì, bene chi giusto. sono e chi viene, di prendere le loro informazioni che si possono prendere alla grande, oramai la legge della privacy se n'è andata a farsi benedire, però di stare attento chi c'ha alle spalle, perché il Catania non merita questa categoria, il Catania merita una categoria leggermente più alta. L'abbiamo fatta negli anni passati, siamo stati fortunati a farla e l'abbiamo fatta in un certo modo. I soldi li hanno incassati la vecchia gestione, non so dove sono andati a finire, ma li hanno incassati con le plusvalenze. Ci siamo divertiti 8 anni, la retrocessione c'è stata, è stata fatta male, però io spero e mi auguro che la classe dirigenziale deve essere fatta da gente
professionisti. Lasciamo perdere avvocati, gente di Ci campo, vuole gente che sanno cosa vuol dire il pallone, il gente calcio, di calcio. di affidarsi a delle persone serie. Non dico che Pellegrino non è una persona seria, ma ad affidarsi a persone serie, come dico io con la S maiuscola, e poi l'appetito viene mangiando. Tu hai le spalle coperte. Dirigenti non ci si inventa. No. Non ci si inventa. E poi alle spalle sanno che c'è 12, 13, 14 mila spettatori, che in Serie C e in Serie Fanno la D differenza. e in qualche città di Serie A non ce l'hanno. Fanno la differenza. Non ce l'hanno. È vero. Non dimentichiamoci che tanti anni fa la Lega prendeva molti soldi dal Catania in base ai tifosi. Bene, grazie Alfio. Grazie a te, per la tua grazie per presenza questa opportunità. in questa Purtroppo puntata speciale abbiamo di penalty. parlato di giovani, ma abbiamo parlato della situazione Vabbè, prettamente però tu da uomo molto di campo seria, ci hai dato un tuo molto seria, giusto e pensiero. spero veramente con voi altri giornalisti, con questo signore vicino a me che è molto preparato, che allargate il giro in modo che la gente, i tifosi capiscono cosa sta succedendo, e chi ha organizzato questa cooperativa, io la chiamo cooperativa, per quale motivo? Cosa volevate Ti sei dato la fare? risposta prima. No? Ci sono tre categorie: imprenditori, prenditori e commercianti. Ci piace questa cosa. Benissimo. Decidi tu dove catalogarli. Grazie, Ho capito tutto. grazie ad Alfio Gentilissimo. Sanfilippo, ci Grazie a fermiamo, te. abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco sarà ancora Penalty, puntata speciale dedicata al calcio Catania. Rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete sempre con Penalty, una edizione particolare della nostra trasmissione che, come tutti ben sanno, parla principalmente di calcio dilettantissimo, ma per l'occasione abbiamo deciso di raccontare un po' le vicende di questo calcio Catania che insomma ci ha fatto vivere un Natale certamente diverso. Ci ha raggiunto qui nei nostri studi Daniele Loporto. Ciao Daniele, ben Ciao trovato, Ettore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per l'invito, buonasera a tutti. È rimasto con noi chiaramente anche Federico Lo Giudice, però la prima domanda che devo fare a Daniele è quella che un po' ho fatto a tutti i nostri ospiti che sono venuti a trovarci in questa puntata. Futuro prossimo, punto interrogativo? Sì, tanti punti interrogativi di bilancio, perché appunto naturalmente la scadenza del 28 febbraio non è da qui all'eternità, ma sarà fra pochissime settimane. Meno di 2 mesi esatto, praticamente. Consideriamo questo, nel frattempo sarà sicuramente bandita l'asta, come ricordava Federico prima, e anche su questo ci sono tempi che immagino siano ridottissimi per poter dare la possibilità a chi subentrerà nella gestione del calcio Catania a programmare, avere un minimo di programmazione e anche apportare quella liquidità necessaria per andare avanti dal 1° marzo in poi. C'è scadenza pressoché immediata, quella del mercato, possiamo prevedere, è facile prevederlo, più operazioni in uscita che in entrata. Ma che serviranno però, attenzione. Certo, che serviranno, anche se mi permetto di sottolineare, dovranno essere effettuate come un grano salis, perché come dire, perdere tutti i pezzi migliori vuol dire salvare la squadra, ma ma poi dobbiamo salvare anche la categoria. Esatto, quindi anche questo non va dimenticato, è una sottolineatura probabilmente
inutile, visto che comunque da Maurizio Pellegrino in giù sicuramente c'è chi sa gestire e bene la parte sportiva, che crediamo sia stata gestita fino adesso nel migliore dei modi, non quella societaria e amministrativa, quindi tanti punti interrogativi nei quali però credo che ci possiamo affacciare. Io sono un pessimista per natura, in questo caso faccio uno sforzo con me stesso e ci possiamo approcciare con un senso di ottimismo, perché fino adesso tutti i segnali che sono arrivati da Piazza Verga in poi sono quelli di andare avanti. Federico? Andare avanti vuol dire comunque progettare Sì, certo, qualcosa di importante e che sia duraturo. Diciamo che normalmente negli anni passati a gennaio si programmava la stagione successiva, a gennaio avverrà, spieghiamo, un cambio di gestione epocale. Chi subentra naturalmente sa benissimo che dovrà cancellare con risultati, con poche parole e tanti fatti, quella che è stata l'ultima gestione del Calcio Catania, che non è stata particolarmente brillante né in termini amministrativi, e siamo arrivati al fallimento, e concludo, né tantomeno in termini di comunicazione, e mi limito a sottolineare questo aspetto per un minimo di competenze e di esperienza che abbiamo. Federico Lo Giudice sorride, quindi vuol dire che condivide condivide la mia opinione. C'è verità. Fino all'ultimo. No, Federico, questo discorso sulla comunicazione secondo me è stata pessima, perché aspettavamo tutti notizie di settimana in settimana, c'è stata questa mancanza di fluidità. Dico, ma al di là di questo, perché poi qualche dichiarazione uscita dal senno l'abbiamo letta anche nelle ultime ore. Io prima parlavate di Tacopina, ricordiamoci, l'ho detto in altre situazioni in periodi meno sospetti, forse Federico lo ricorda, e quando c'è la trattativa in corso fra la Sigi e Tacopina avrebbero dovuto scriversi reciprocamente, visto che si trattava di concretizzare un fidanzamento, dovevano mandarsi letterine d'amore. Invece c'era la guerra dei comunicati, dove si insultavano, si denigravano a vicenda, e quindi più che le lettere di due aspiranti fidanzati sembrano le lettere di due separati cruenti, in modo cruente. Anche questo, non solo in termini di comunicazione nei rapporti con la stampa, ma anche nei rapporti fra di loro, credo che sia mancato tantissimo. Io però ricordo pure anche fotografie con il sindaco, con Tacopina, cioè un po' mi spiazzano. Fuochi d'artificio, pianoforti saliti a Torre del mi Grifo. spiazzano Forse l'Elefantino è stato un po' prematuro, dobbiamo dirlo. Bisognava avere una linea più chiara, più da marcata, parte di tutti, da parte di tutti, anche da noi della stampa, che comunque obiettivamente io non nego, io ero entusiasta di Tacopina, lo pedinavo al punto di essere anche criticato. Lo inseguivi più che pedinare? No, lo seguivo perché volevamo la notizia, sì, perché volevamo raccontarla alla città, tutti eravamo entusiasti. È giusto, il lavoro era quello giusto. Abbiamo fatto l'errore che in Sicilia la storia ci insegna, abbiamo aperto troppo velocemente le porte al nemico, forse. Dai greci in poi. Dai greci in poi. Ma noi catanesi abbiamo questa accoglienza. Diciamo che forse era forse anche il frutto che vedevamo, visto anche il curriculum, io lo continuo a ripetere, perché poi comunque Tacopina a Bologna, ma anche a Venezia soprattutto, ha fatto molto bene una volta insediato. Poi io posso avere dei dubbi su come si è insediato, ma una volta insediato comunque ha lavorato molto bene, i numeri e i risultati lo dicono. Quindi era come il salvatore, cioè, che ci levava da quel periodo di grandi incertezze, di paure, poi Champions, poi è evidente che Tacopina, a differenza della Sigi, aveva chi intelligentemente gli scriveva le battute, no? Quindi si parlava di 12.000 all'Olimpico e di quello, e quindi è un ottimo comunicatore. Però io faccio un'altra osservazione a proposito. Noi giustamente parliamo che si potrebbe smantellare la squadra, però io ho un dubbio. Quale? Siccome noi abbiamo un grande uomo che è Baldini, e io continuo a ripetere che il segreto è Baldini, ma stringe tutti insieme. E potrebbe anche chiedere pazienza ai giocatori, perché chi ci dice che, non dico domani che è venerdì, ma lunedì quest'asta o martedì venga, diciamo, cotta subito, cucinata, e chi arriva gli si dà la possibilità di avere una squadra competitiva, perché potrebbe essere che chi arriva vuole investire e dice fermi tutti, non me la smantellate la squadra, anzi potremmo anche rinforzarla, perché se io investo ora da qui a giugno i 5 milioni vado a fare i playoff, vado a farmi i playoff, e tutto può succedere. Tutto può succedere. Io ho la sensazione, io giuro che non so nulla, branco nel buio tutto da. Io ho i miei dubbi, però la sensazione che tutta questa velocità di esecuzione del tribunale
non sia dovuta solamente a un voler rendersi conto dell'utilità, dell'importanza storica e sociale di una squadra di calcio come il Calcio Catania, ma perché forse qualcuno ha detto datemi la possibilità di entrare ma non levatemi la condizione per poter fare eventualmente una stagione... Attenzione perché Daniele ha detto che è un po' pessimista però. No, io è un'eventualità, è un'ipotesi. Allora, io su questo, come dire, esprimo la mia opinione naturalmente. Diciamo che storicamente il mercato di gennaio a Catania non è stato mai eccezionale, forse l'unica operazione significativa e determinante fu quella di Maxi Lopez. Sì, quella è stata geniale. Quella fu una serie di circostanze Cambiò tutto. irripetibili, ricordiamo con tanta gioia. Altri mercati di gennaio, anche negli anni migliori, io non ricordo un giocatore che sia stato significativo, soprattutto in questa contingenza particolare, anche perché l'ho detto l'altra sera, quindi mi ripeto, ma sono coerente con le mie idee. Il mercato di gennaio viene stabilito almeno un paio di mesi prima, proprio in base alle difficoltà dei giocatori di ambientarsi col tecnico, con l'ambiente. Sì, ma in questo caso non c'è tempo però. In questo caso ci sarebbe tempo. Mi sembra abbastanza difficile che qualche elemento importante possa venire a Catania. Probabilmente più auspicabile. No, dico, ecco, sì, questo sì, il problema più importante è mantenere i pezzi. E Baldini, come sì, dice giustamente Baldini, Federico, può diventare guardate, io la colla. L'ho detto in altre circostanze, come Lucarelli era l'allenatore, l'unico allenatore giusto per il Catania in quel momento. Baldini, l'ho scritto, quindi lo ribadisco verbalmente, è l'allenatore migliore per il Catania in questa situazione. Ce lo siamo trovati poi alla fine. Ce lo siamo trovati, è voluto... ha dato dimostrazione, a differenza di Siggi e Annessi, ha parlato poco, però ha parlato con le parole giuste nei momenti giusti, anche tirando le orecchie in una fase nella quale per un tecnico non era facilissimo. Prima di una partita addirittura. Esatto, l'ha fatto con grande coraggio, quindi sì, l'elemento aggregante è sicuramente Baldini, credo che abbia l'autorevolezza, che non è quella dell'allenatore dipendente, ma quella dell'allenatore che ha il suo... spessore la sua personalità, e quindi questo è un elemento positivo. Quindi non credo nell'arrivo di chissà chi, ma piuttosto nel mantenimento, tranne 2 o 3 fisiologicamente potrebbe andare quindi via. Quindi si può ripartire da Baldini a questo punto. Si deve ripartire da Baldini. A questo punto si parte di nuovo da Baldini. L'ha portato Tacopino o Pellegrino? È il dubbio. Abbiamo scritto che l'ha portato Tacopino. Qualcuno ce l'ha mandato però, qualcuno ce l'ha mandato per fortuna, perché è stato ed è ancora tuttora per esempio, libero. Ettore, altra cosa, esempio di compattezza, il messaggio di Rosaia di 2 giorni fa, di qualche giorno fa, no? Io dico 2 giorni, ma è un riferimento temporale forse non corretto, è simbolico che c'è una parte della squadra che vuol terminare la stagione, e Rosaia comunque l'avrebbe mercato, perché Rosaia rispetto all'anno scorso bella stagione quest'anno, sta facendo una grandissima stagione Giacomone. Poi ripeto, Ceccarelli posso dirvi la verità, è un buon giocatore, è grande Tommaso, però ti sei perso il derby, peggio per te, puoi andare via, vai via, sei sotto contratto col Catania, il Catania qualcosa la quantificherà, oppure si farà uno scambio con l'Avellino, noi vediamo Ceccarelli. Magari possibile viene qualche illustre sconosciuto che risolve tanti altri problemi. Bravo, Ettore, perché può succedere. E poi tra altre cose io continuo a ripetere, l'esempio di Moro. Ma, scusami, credo che il malessere di Ceccarelli non fosse collegato al futuro del Catania, ma penso peraltro... quello sì. Allora, il malessere di Ceccarelli è un discorso economico, come funziona nel calcio. Nei professionisti c'è legato questo. alle fideussioni, legato a stipendi, dati, non dati, detto poi prima che poi mi prendo altre querele, che c'è una massa così di querele. Detto che se è evidente che c'erano degli accordi verbali non rispettati, come funziona nel mondo del calcio, però è anche evidente che, proprio per questo dico che Baldini è il punto di forza, perché obiettivamente, Ettore, che tu segui il calcio giovanile, lo so, oggi l'allenatore diventa fondamentale. Sì, ma soprattutto, ma tu a giugno, io certamente no, a luglio a Moro, arriva Luca Moro, ma chi è? 18 gol in 16 partite. Però attenzione, un bravo ed intelligente allenatore lo vede crescere ed è pronto a rischiare. Ma tu vedrai che anche Sipos crescerà. Ma sono anch'io vedi che di molti questo. Giocatori che stanno crescendo, Sipos, Rosaia abbiamo fatto un esempio, anche Clayton ha avuto un'evoluzione molto positiva, anche Ercolani avrà un'evoluzione molto positiva, perché è un allenatore, poi ripeto, chi non vuole restare, a noi dispiace, però... Noi dobbiamo voltare pagina, intanto il Catania deve voltare pagina,
Tutto questo nella prossima asta. Federico non ha dato una data, ma io credo che a questo punto sarà veramente questione di pochissimi giorni. Io credo che non è escluso che la prossima settimana possa venire fuori una data. Deve uscire a metà gennaio. Perché poi ci sono dei tempi tecnici, se non sbaglio almeno 20 giorni dal momento in cui viene stabilita la data, o sbaglio Federico? Se non ricordo male, Credo che i tempi possono essere probabilmente anche ridotti e comunque la necessità di farlo il più presto. Perché poi dopo fatta quest'asta bisogna guardare effettivamente le offerte con le garanzie che diventeranno fondamentali per il percorso nuovo del calcio Catania. E lì il giudice apre la busta. E allora hanno offerto 5 milioni, la Sigi 2, no! succede di tutto, succede di tutto. Che forse si chiamerebbe in modo diverso, che forse già si chiama in modo diverso. Già si chiama. Qua qualcuno sa qualcosa e non ci vuole dire nulla. Allora, così congedo anche la presenza di Federico Lo Giudice. Federico, poc'anzi parlavamo della tua rabbia nel raccontare tutte queste storie che ha vissuto il calcio Catania, però siccome abbiamo detto che dobbiamo aprire un nuovo libro ed una nuova immagine di questa nuova, spero, società, qual è il tuo messaggio che vuoi dare ai tifosi e potenzialmente a questa ipotetica nuova cordata che acquisterà tramite asta il calcio Catania? Mi auguro che sia, come diceva anche prima Alfio, una pagina nuova in tutto, anche nel modo di approccio sportivo, comunicativo ed amministrativo. Ai tifosi ci vuole, il fatto che da noi non si può fare, ma al nord e in altre parti del mondo si può fare, è una leggenda metropolitana. Noi ce le abbiamo, le persone qualificate, e abbiamo anche grandi potenzialità. Certo, siamo un po' più macchinosi e lenti, ma se vogliamo ci riusciamo. Quindi io mi auguro che chi venga non venga da conquistatore. Vogliamo essere conquistati o conquistare? Ecco. Torni indietro nel tempo, no assolutamente, poi tra l'altro ci deve spiegare anche questa Nicolosi, insieme alle altre, ha detto no, io mi auguro che chi venga perché si renda conto che questa è una piazza che se riceve dà 1000 volte di più. Ai tifosi dico, capisco perché anche a me manca il Catania, quel Catania con cui ho anche giocato da ragazzino dei Pulcini, però come dice Angelo Scaltriti è una costola della mamma, è la figlia o il figlio, poi vedremo come si chiamerà. Il sangue è quello. Il sangue è quello, appoggiamolo, sosteniamolo, ma questa volta tutti vigili, stampa per prima, perché non devono più ripetersi quelle vicende che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che purtroppo hanno portato al fallimento. Grazie Federico Lo Giudice, grazie al direttore responsabile di Unica Sport. Ci fermiamo, abbiamo l'ultimo spazio pubblicitario e poi l'ultima trance dedicata ancora una volta a questo calcio Catania con il suo prossimo futuro. Ultimo spazio della nostra trasmissione dedicata ancora una volta al calcio Catania. Come tutti ben sanno, Penalty parla solo di calcio dilettantistico, ma ci è sembrato giusto, dopo tutte le ultime vicende, affrontare insieme a molti addetti ai lavori la situazione legata a questa prossima asta che avverrà a giorni, almeno così è stato detto, e poi entro il 28 conoscere a questo punto il potenziale risultato finale del percorso di questo nuovo Catania che dovrebbe sorgere. Ci ha raggiunto nei nostri studi Salvo Giuffrida, direttore responsabile di Free Press Online. Ciao Salvo. Ciao. Ben trovato. Grazie. Mi hanno detto che tu sei l'uomo dei numeri. Sì. Nel senso che conosci i numeri del calcio Catania? Del calcio Catania e anche di qualche, diciamo, delle controllate del calcio Catania che hanno gestito Torre del Grifo. Quindi tu ci puoi parlare anche fattivamente di quelli che sono stati i grandi problemi. Ma insomma il problema del fallimento del calcio Catania, come tutti dovrebbero sapere, hanno
una nascita che Un è po' più lunga. molto più lunga, dalla crisi della Winjet, che poi si è concretizzata col fallimento della compagnia aerea, e che però già nel 2008 dicono le carte che era tecnicamente fallita. Già con il Catania in lancio la compagnia di Pulvirenti purtroppo già aveva numeri in profondo rosso. Dopodiché c'è stata la crisi della distribuzione e della grande distribuzione alimentare, che ha toccato il clou nel 2018, che è diventato irreversibile. Là uscì Quasi proprio... trascinandosi anche la storia del calcio Catania. E certo, perché tutto è collegato. Certo. Non dimentichiamo che nel 2018, nell'ottobre del 2018, uscì un report di Mediobanca che parlò appunto di un sistema di fare mercato, di aggredire il territorio, che addirittura aveva portato al collasso queste aziende. Si parlava di Ocean, anche di altre catene, come in questo momento non mi sto ricordando, altre catene di distribuzione alimentare che andavano via via a collassare sul territorio per una super apertura di punti vendita. Di punti vendita, sì, è vero. Questo portò a Meridi, quindi il gruppo Fortè, i supermercati Fortè, quindi il gruppo Meridi, ad avere anni di profondo rosso nei bilanci, fino all'ultimo anno che sembrava che ci fosse una positività nei bilanci, però era irrisoria, più che altro un tecnicismo contabile, e poi quella fu appunto la fine. La fine di Meridi, tutto. che poi alla fine si dimostrò che appunto l'ultimo provvedimento dei provvedimenti appunto della giustizia fallimentare provarono che Meridi era il bancomat del calcio Catania. Finendo l'ultimo bancomat del club, È ovviamente finito. alla fine era inevitabile. No, Daniele, perché poi finisce anche un sogno in questo caso, no? Cioè, dopo tanti anni di Serie A, a prescindere da tutti i fatti, insomma, extracalcistici del gruppo di Pulvirenti, non pensavamo mai di poter poi toccare il fondo come è successo. Cioè, quella Serie A ci ha dato tanta illusione, forse anche tante energie mentali. Non potevamo mai pensare che, insomma, ci ritrovassimo stasera qui a parlare di questo dramma, perché poi in città è stato un dramma, vissuto come un dramma. Assolutamente sì, dalle stelle alle stalle e al fango delle stalle, potremmo dire con un'immagine sgradevole ma sufficientemente rappresentativa, perché alla fine 8 anni di Serie A sono stati e sono, Tra l'altro giocati a grandi livelli. restano indimenticabili. Ricordiamoci i paragoni di quel Catania, di quella sorta di seconda nazionale argentina che giocava in Italia. Ci ricordiamo il Massimino affollato come non avevamo mai visto. Cioè, abbiamo avuto anche Simeone, che in questo momento è uno degli allenatori più forti del mondo. Che adesso, dico che a Catania ha avuto una tappa tutto sommato breve ma significativa nella sua carriera, Sì. E poi letteralmente è esplosa. Non sono riusciti a ripeterlo, ci dispiace per Montella, ci dispiace anche per Walter Zenga, ma hanno avuto anche loro più di un quarto d'ora di notorietà. Dicevo questo precipizio perché la retrocessione in Serie B tutto sommato può anche venire dopo 8 anni. C'è il famoso ombrello però che poi non è stato utilizzato. C'è il famoso ombrello che come dire, salvaguardava i conti. Però l'ombrello non ha salvaguardato i treni che sono deragliati miseramente, non dobbiamo dimenticarli. Quindi al di là della umiliazione sul campo per la retrocessione, c'è stata un'umiliazione di giustizia sportiva sicuramente molto più grave, e credo che ancora qualche strascico ci sia. Poi che qualche presidente di squadre di Serie A in passato, già condannato per illecito sportivo, si metta a pontificare. Non facciamo il nome, ma è il presidente di una squadra, è il presidente di una squadra di Genova, tanto per intenderci. Anche lui caduto 2 volte nelle mani della giustizia sportiva, che andasse a criticare e a fare l'immacolato presidente, sicuramente questo non diventa digeribile.
Dicevo, penso che il Catania ancora qualcosina di quelle scorie di giustizia sportiva se le sia portate indietro. Però adesso bisogna togliersele, Salvo, perché dobbiamo pensare al futuro prossimo, che ci deve portare ad un'immagine un po' più chiara, cioè i conti più visibili a questo punto, perché si nascondevano forse troppe carte prima, o sbaglio? Ma ovviamente ci sono delle cose che non sapremo mai perché ci può anche stare un po', dai. non sono accessibili, i dati non sono accessibili perché non sono pubblicati nei camerali. Però certo che qualcosa nella gestione non sia andata per il verso giusto, questo è innegabile. Poi se ci sono stati reati e quant'altro, le carte in questo momento ce l'ha la magistratura e dobbiamo avere fiducia nel dottore Regolo. Le valutazioni che adesso dobbiamo fare sono quelle comunque che dobbiamo sperare che questa nuova asta ci porti gente che dia delle garanzie. Ma allora, dobbiamo fare un distinguo tra l'asta che c'è stata all'assegnazione della Siggi, c'è stato un passaggio della proprietà del Calcio Catania. Adesso sarà un'altra Ora asta. sarà un'asta di affiliazione alla FIGC. Sì, quindi è ci giusto, sarà è giusta questa tua precisazione. l'asta che è diversa, cioè non era la società che deteneva l'affiliazione alla FIGC che era passata di mano, ma qua è un'altra società la cui proprietà deve dare, secondo le norme NOIF, delle consistenze che non erano state richieste prima. La consistenza economica, finanziaria, quella che è prevista appunto da degli articoli specifici appunto della NOIF che appunto prevedono anche la disponibilità della proprietà addirittura di poter mantenere la squadra per 3 anni. Certo, il famoso piano industriale che ci porta poi a capire... Ma non solo il piano industriale, proprio la forza reale. La forza economica, la forza della serie, reale. ho i soldi per farlo. Cioè, devono mostrare i muscoli. È vero, è vero. Daniele, ma la politica in tutta questa storia mi è sembrata un po' marginale, a parte qualche fotografia con Tacopina e compagnia bella, poi l'ho vista un po' assente. Ma diciamo che la politica in questo caso doveva agire con particolare prudenza e anche nell'ambito dei propri limiti. Questo è anche Prima vero, ho sì. detto che sicuramente, almeno a mio giudizio, magari un elefantino a Tacopina si poteva dare il giorno dopo che si fosse insediato come presidente effettivo, ma forse era anche quello un gesto benaugurale e di ospitalità istituzionale. Credo che la politica abbia dato dei segnali, soprattutto a livello locale, quando ha dimostrato, e adesso diventerà ben presto realtà, che c'era tutta l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale, di questo stiamo parlando in modo più diretto per quanto riguardava l'attenzione e la disponibilità, c'era la disponibilità di rivedere la convenzione per la gestione dello Stadio Massimino, c'era la disponibilità e sono diventati atti concreti amministrativi per la ristrutturazione dello stadio che sarà sottoposto a un imponente lavoro di riqualificazione, circa 6 milioni di euro. Consideriamo che uno stadio che era moderno 35 anni fa adesso evidenzia tutti i segnali I suoi limiti strutturali, di ospitalità, di accoglienza, e quindi sicuramente un intervento di riqualificazione da questo punto di vista andava fatto. Credo che la politica, e ci riferiamo in particolare al sindaco Salvo Pogliese, probabilmente ha deciso saggiamente, secondo me, di restare un passo indietro proprio perché si sa della sua grande passione da tifoso per il Catania. Sì, anche all'inizio del mandato andava ancora in curva piuttosto che sedersi in tribuna stampa, probabilmente si è autofrenato per non influenzare esatto, magari. Esatto. Poi come dire, le responsabilità e le possibilità operative di qualsiasi amministrazione comunale, qualsiasi amministrazione pubblica ormai nel mondo del calcio sono limitate, e ritengo, concludo, i segnali positivi erano quelli di un'attenzione e un'accoglienza a rivedere un accordo, una convenzione per la gestione del Massimino a più ampio regime. Ricordiamoci che il Catania tuttora gestisce soltanto l'evento sportivo, quindi dal pre-partita al dopo-partita, Sì, dopodiché non ha mentre più... gli altri giorni è assolutamente Esatto. fuori. Mentre un impianto sportivo, diciamo, vissuto, gestito, messo a reddito 7 giorni su 7 potrebbe essere Ma ha un'opportunità. anche le sue spese però, certo. attenzione.
soprattutto uno stadio come quello certo. insomma, del Massimino. E poi quella appunto della riqualificazione, un impegno sicuramente economico importante per un'amministrazione che ha le sue difficoltà. Questa cosa contabili. servirà tantissimo anche per il nuovo Credo, progetto. esatto, credo che sia questo uno stimolo per chi potrebbe arrivare un domani. Fra l'altro per un'amministrazione pubblica, indipendentemente dal fatto che il Comune di Catania sia in dissesto, cedere la gestione, i costi, la manutenzione, ma anche i ricavi Aiuta. di una struttura così importante, così costosa, così imponente, qual è uno stadio di calcio, a privati possa essere già È vero. un'opportunità importante. Salvo Giuffrida, però a questo punto parliamo di Torre del Grifo. In questo momento Torre del Grifo lo vedrei molto come allo scopo di saziare, diciamo, la massa debitoria, perché Torre del Grifo, evidenziamo i conti di gestione di Torre del Grifo. Sono alti. Sono alti, sono stati sempre in passivo, perché Torre del Grifo ha generato sempre debiti. Sono fallite 3 società di gestione, l'ultima la Calcio Catania Servizi SRL, anche per malagestio, che è stata confermata dal Tribunale con la richiesta di un sequestro cautelativo, non solo nei riguardi del Calcio Catania, ma anche di amministratori che siano succeduti. Quando al parliamo club. di malagestione, parliamo di forse per una mancanza di dirigenti sportivi che sapessero gestire quella struttura? Qua stiamo parlando di gestione economica, Ah, di gestione prettamente economica della struttura, non solamente sportiva, ma proprio all'interno c'è di tutto a Torre del Grifo, lo sappiamo. Sì. Però Torre del Grifo ha un grosso problema, un problema che strutturalmente consuma molto. Quindi non è stato mai fatto una revisione della struttura in modo tale che sia energeticamente compatibile con quello che poteva dare. Però attenzione, io costruisco un centro sportivo come quello di Torre del Grifo, ma ho un planning: se questo centro sportivo mi costa 10, devo fare in modo che nel giro di 5 anni, faccio un esempio, questi 10 intanto li recupero per poi passare in attivo. No, invece non è stato fatto, non è stato e fatto. quindi è stata fatta una giusta, sbagliata Ma forse valutazione. degli esperti che ho sentito mi hanno sempre detto che Torre del Grifo nasce male proprio come progettazione. Beh, intanto nella location, perché un centro sportivo troppo fuori dalla città implica probabilmente un target diverso. Certo, ovvio. Perché è chiaro che io, se vivo dall'altra parte opposta del centro sportivo, per raggiungere il centro sportivo devo fare un tragitto immenso. Ma e quindi si devono considerare anche i competitor della palestra, anche questo, ma certo. poi non puoi pensare che fai incasso e sostieni quella struttura con un bar, un ristorante, una piscina, una palestra. ci siamo compresi, quindi già la struttura è nata con dei limiti. L'unica persona che aveva fatto veramente miracoli, appunto era, aiutatemi, che poi è andata al Siracusa, Marletta. Simona Marletta. Ah, Simona Marletta, Simona sì. Marletta aveva fatto una gestione che era compatibile con i costi. Quell'anno non ci fu tanto disavanzo, però oltre quell'anno... Ma adesso cosa succederà? Lo chiedo a entrambi i miei Guarda, ospiti. questo dipende dal curatore, che cosa vuole fare. Se vuole affittare i locali per recuperare soldi e pagare i creditori del Calcio Catania. Pagare anche chi ci lavora, perché se devi utilizzare normale, una struttura di quella, devi normale, anche pagare è normale. le persone che ci lavorano. Oppure venderlo a pezzi, che E questa lì- sarebbe una cosa E bruttissima, lì però è sarebbe... così. No, perché poi dopo, Daniele... Però dipende dallo studio che farà il curatore. Giusto. No, io volevo riferirmi al fatto che poi comunque il Catania deve trovare una location dove allenarsi, dove vivere la Il quotidianità. Catania diventerà Itinerante. No, affitterà, probabilmente pagherà l'affitto di Torre del Grifo per potersi Certo, allenare. quando- D'altronde, diciamo, le strutture logistiche per quanto riguarda l'aspetto sportivo sono sicuramente d'eccellenza. Io credo che una delle premesse del Tribunale, dei curatori, sarà quella di avere uno studio di, come dire, non dico di fattibilità, è il termine improprio, uno studio economico per valutare le possibilità di reddito di Torre del Grifo e naturalmente limitare i costi e aumentare i ricavi. Anche perché c'è ancora un credito sportivo da pagare. O anche Certo. trasformare
l'esercizio. Certo, tutto questo ci spiazza e ci fa capire che non sappiamo più a questo punto dove girarci, perché o ci giriamo a destra o ci giriamo a sinistra, i problemi del calcio Catania sono immensi. No, non è più un problema del calcio Catania, Torre del Grifo. Sì, Sì, vabbè. no, perché ormai è mantenuto Certo, in vita ma- solamente il ramo sportivo. E Torre del quindi, Grifo giustamente. faceva parte solamente del ramo commerciale imprenditoriale, quindi è escluso dalla vendita, da una futura vendita all'asta e quant'altro insieme al titolo sportivo, sono cose diverse. Tra l'altro appunto c'è un credito ancora non di poco conto da saldare. E questo non si sa che fine fa. E questo qui è un grande problema, forse per la nuova società, la nuova struttura, ma neanche... dovrebbe andare alla massa debitoria. il infatti, quindi, insomma, i debiti sono stati tantissimi, ce li stiamo portando ancora, qualcuno se li dovrà poi far carico. Il calcio Catania, col No. calcio Catania no, ormai chi prende il calcio Catania ha solo i debiti sportivi. Torre del Grifo non fa più parte del ramo sportivo Però del calcio Catania. quel centro, Daniele, è il centro un po' dei nostri sogni, Sì, forse sì, l'apice sì. della nostra parabola. Sì, perché ricordiamoci che ci sono state ospiti squadre di natura Anche la internazionale, nazionale. Bayern Monaco. Cannavaro ha portato la sua squadra giapponese per un anno, una lunga stagione, sono venute squadre femminili, sono venute rappresentative addirittura anche dalla Svizzera, quindi questo, diciamo, le potenzialità sono importanti. Sicuramente andrebbe gestito in modo diverso, probabilmente con un esperto di gestione di queste strutture. Sì. Qui Esistono queste figure. Si sono tanto improvvisati alcuni gestori, alcuni amministratori. Io credo che una personalità con le capacità manageriali e con le conoscenze giuste nel mondo dello sport e non solo calcistico potrebbe essere un'opportunità da non escludere, e penso che questo debba rientrare e possa rientrare anche fra le finalità dei curatori fallimentari. Volevo, se mi permette, sottolineare un aspetto. Tra i tanti errori anche di natura etica della Sigi, può sembrare secondario, ma secondo me non lo è, perché dimostra una limitatezza di prospettiva. La Sigi è riuscita a fare chiudere il Catania Point di Corso Italia, un negozio che è stato tenuto in vita per 3 anni dalla passione, dalla capacità, soprattutto dalla passione personale di Cecilia Menta, che paradossalmente riceveva le forniture del materiale sportivo a fine campionato. Mi chiedo quanto possa essere per un tifoso interessante e allettante comprare la maglietta a fine campionato. Vabbè, è quello che è successo. La programmazione è tutto. Alla ripartenza del nuovo Catania, chiamiamolo così, mi auguro che ci possa essere anche una ripartenza del Catania Point, che era un punto di riferimento per tanti tifosi, lo è stato, spero e mi auguro che possa esserlo anche in futuro. Beh, d'altra parte il marketing adesso è Ed è un aspetto fondamentale. sottovalutato, Ettore, permettimi di dire, la Sigi vuole gestire il marketing a Torre del Grifo, dove bisogna fare 20 km per chi parte da Catania. Un negozio in Corso Italia, Diventa riferimento. punto di passaggio per Che poi il turisti, per marketing catanesi. è complicato farlo, cioè il marketing in Europa lo fanno i grossi club. Hai detto bene, e basta. Cioè, se tu volevi ribaltare la situazione con un debito del genere vendendo magliettine, È un altro discorso. C'è- Il debito non si ribalta con le magliettine, Esatto. però può diventare un'opportunità per... un'opportunità Beh, intanto con i pareggiare il risultati marchio. sportivi, Ma no. perché diventano traino. No, Cioè, perché Ferro una volta ha detto così, facciamo marketing, aiutiamo, cosa aiuti? vabbè, la Scusa, parola il marketing della Sigi è stato fare le magliette 11.700 e produrre il fallimento della fallimento matricola della 11.700. Benissimo, concludiamo Una grande qui operazione di la marketing. nostra puntata. Subito per salutare i nostri ospiti iniziamo con Salvo Giuffrida. Salvo, la parola fine è stata scritta qualche settimana fa, stiamo voltando pagina, speriamo di voltare pagina bene, in positivo. Qual è il tuo pensiero? Bene in positivo per la squadra e bene in positivo per chi oggi sta soffrendo. Più di 1.500 persone sono state coinvolte, famiglie sono state coinvolte in questa serie di fallimenti, e dalla Winjet all'ultima il Calcio Catania. Un grosso abbraccio e
la mia solidarietà verso chi in questo momento sta soffrendo, non ci dobbiamo dimenticare di loro. Ci piace questo pensiero, bravo Salvo Giuffrida. Daniele, invece il Io tuo so- pensiero invece finale? invece io sono egoista, penso soltanto a me, fra 5 anni andrò in pensione, vorrei finire la mia carriera professionale scrivendo di Serie A. Scrivendo anche un bel libro sulla storia del nuovo Catania. Anche quello, certo. Grazie a Daniele Loporto, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento con le prossime puntate di Penalty e vi promettiamo che ritorniamo a parlare solo di calcio dilettantistico. Grazie a tutti, arrivederci.